Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Molte nubi sul Triveneto, dove è atteso un peggioramento del tempo col passare delle ore. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 26 gennaio. Sul Veneto al mattino locali foschie e nubi basse sui settori orientali, più soleggiato invece altrove. Col passare delle ore più nubi un po' ovunque sulla nostra regione e anche con piogge a carattere sparso entro sera. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con qualche debole pioggia sparsa, specie sui settori settentrionali. Più asciutto anche con spazi soleggiati altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori minimi tra 5 e 8 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile sui settori centro-meridionali della nostra regione con qualche precipitazione localmente anche a carattere nevoso. Asciutto altrove con qualche foschia o nebbia, più sole sui settori di confine. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 9 gradi, valori minimi tra 4 e 7 gradi circa. Infine la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.